Il Friuli Venezia Giulia ha una discreta diversificazione dei prodotti esportati all'estero, un aspetto positivo che molto probabilmente la mette al riparo da eventuali danni legati alle politiche proibizionistiche che stanno proliferando in tutto il mondo. Diversificare per sopravvivere e andare avanti, saper fare tutto bene per andare lontano, essere multitasking come modalità per sapersi reinventare, soprattutto in un periodo di politiche proibizionistiche e dazi come quelli americani. È quello che già fa, ma che dovrà continuare ancora a fare di più il Friuli Venezia Giulia, sondando anche nuovi mercati per le proprie esportazioni. Per contenere i dazi statunitensi, inoltre, sarà fondamentale trovare nuovi mercati di sbocco delle nostre esportazioni, rafforzando in particolare le vendite nei paesi europei e potenziando la domanda interna. Grazie a ciò l'economia non potrà che trarne beneficio. Per questo bisogna continuare nella riduzione delle tasse per garantire maggiori disponibilità economiche sia alle famiglie sia alle imprese.